Siamo molto contenti perché le attività anche in collaborazione con l'università, la collaborazione è sempre più stretta anche col centro studi e nonostante gli anni passino il ricordo di mio padre riusciamo a mantenerlo vivo attraverso iniziative che non sono solo delle commemorazioni. È l'occasione per premiare coloro che hanno lasciato un segno profondo nella loro professione, nella loro attività. Fra i prescelti dalla giuria Marco Paolini, Renzo Rosso e il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda. Obiettivo del premio Giorgio Lago segnalare all'attenzione pubblica quelle figure che interpretano fattivamente i valori del Nord-Est e contribuiscono a costruire quella dimensione metropolitana di cui Giorgio Lago è stato precursore. È soddisfatto per quello che riguarda le scelte della giuria? Sì, ho contribuito a farle e quindi poi naturalmente quando si è in molti o più d'uno bisogna sempre trovare un punto di equilibrio, ma credo che complessivamente siano scelte buone. Quest'anno, nell'ambito del premio, anche un concorso riservato ai nuovi talenti del giornalismo. Siamo stati in accordo su questi giovani: Vienna del Tito Livio, Cernic del Canova e Zilio del Giorgione. I temi sono stati sia di solidarietà sociale, comune, privata, sia di solidarietà più istituzionale. Un progetto che intende ricordare la figura e il lavoro di Lago, per 12 anni direttore del Gazzettino e poi editorialista della Repubblica, ma che ha pure l'obiettivo di valorizzare gli attori di quest'area del paese, spesso laboratorio di innovazione.